ci fermiamo amici della Wii Sport in questo turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, giunta alla sua 24esima giornata, vede dal Mario Lo Turco di Letojanni l'esordio stagionale casalingo della Ionica in questo nuovo impianto dopo la chiusura per ristrutturazione dell'ex storico comunale Bucolo. La Ionica che affronta il Palazzolo di mister Sebbi Catania a 37 punti in classifica, deve recuperare una partita rinviata infatti per neve, l'ultimo scontro contro il Milazzo previsto per la scorsa settimana. La Ionica invece ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Marina di Ragusa all'Aldo Campo. Adesso però l'ingresso in campo delle due squadre con mister Moschella che si schiera col 4-3-3, Garzia tra i pali, Loria, Savoca e Rasimenche e Manuli in difesa, Cardia, Martinez e Gaeta a centrocampo, Savoca e Salimbeni ad appoggiare per la prima punta, La Forgia dall'altra parte 4-2-3-1 per quanto riguarda invece mister Sebbi Catania con Cortese, terminale offensivo, Sciacca, Melluzzo e Arena. Alle sue spalle arbitra la partita il signor Carlo Esposito di Napoli, i suoi assistenti Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Michele Ciaravelli anche lui di Caltanissetta. Quinto minuto, colpo di testa alto da parte di Melluzzo, continua ad attaccare qui il Palazzolo con il pallone di pettinato che finisce tra i piedi di Grasso per vie centrali. Grasso allarga dove c'è Anthony Arena, bella triangolazione, ancora Grasso al tentativo, poi conclude così Sciacca, ma c'è la bella chiusura da parte di Manuli che evita praticamente il tiro verso la porta al giocatore del Palazzolo. Qui invece è Loria che prova a suonare la carica per la Ionica, bello il suo dribbling, poi il pallone non è perfetto per Savoca, chiude allora il difensore Coniglione, ci prova ancora però la Ionica con Cardia che cerca spazio, allarga dove c'è il compagno Savoca, ancora Savoca prova a rientrare sul mancino, lo prova l'arciere ma non riesce a trovare la porta difesa dal portiere Ferle. Rasimenko qui cambia il gioco, trova dall'altra parte ancora una volta Savoca che si scatena saltando così Coniglione, il colpo di testa entra in area di rigore, Savoca prende il fondo, prova a mettere dentro, nessun compagno ci crede e non va a deviare il perfetto assist di Savoca, grandissima azione per l'esterno della Ionica. Adesso ancora la formazione di mister Moschella, il lancio lungo, il colpo di testa da parte di La Forgia, ancora a servire Savoca che affronta Coniglione, Savoca rientra, serve allora per vie centrali Ciccio Cardia, va Cardia, il tiro rimbalza, Ferla deve distendersi per allontanare il pericolo, l'ex città di Messina ci ha provato con una delle specialità della casa, il destro dalla distanza, ha risposto però bene l'estremo difensore giallo-verde. Finisce così il primo tempo, duplice fischio al Mario Lo Turco di Letojanni, 0-0 tra Ionica e Palazzolo, una bella Ionica che sta riuscendo fino a questo momento ad arginare la formazione di mister Sebbi Catania. Siamo partiti però con il film del secondo tempo e sono subito i giallo-verdi a provarci. Sciacca stoppa con il petto, va con il destro, nemmeno una deviazione, il pallone allora si perde sul fondo, bel colpo d'occhio dal Mario Lo Turco di Letojanni quando è il momento di Gazzè al posto di Salimbeni. Questo è il primo cambio per mister Moschella, calcio punizione però per il Palazzoli, il pallone viene deviato alla barriera, ancora una volta con il mancino, Coniglione mette in area di rigore, un po' di confusione alla fine, interviene l'estremo difensore Garzia e mette tutti d'accordo. Continua con i cambi mister Moschella, fuori Gaeta, dentro Ferraro, poco dopo sarà anche il turno di Dadone al posto di La Forgia, cerca più peso offensivo mister Moschella quando c'è un calcio di punizione, pallone che viene messo dentro da Martinez, colpo di testa, una deviazione e poi il fallo di mano che sembra netto. Guardate qui il tocco con il braccio da parte di un giocatore del Palazzolo, ma né il direttore di gara Carlo Esposito né l'assistente indicano il calcio di rigore. Protesta la Ionica, lo farà anche poco dopo, calcio d'angolo di Savoca dentro in area di rigore, colpisce così Cardia, ancora una chiamata stavolta per presunto fallo in attacco per un tocco di mano. Non è chiara la decisione da parte del direttore di gara che va anche ad ammonire l'ex città di Messina, calcio di punizione per il Palazzolo, il pallone viene messo dentro da Giordano, colpo di testa da parte di Cortese che però manda il pallone ampiamente al lato, non una delle migliori prestazioni del numero 9 quando è il momento di Smiroddo. Tanti auguri per lui per il compleanno al posto di Alessio Savoca. Finisce anche la partita, triplice fischio infatti al Mario Lo Turco di Letojanni, finisce 0-0 tra Ionica e Palazzolo. La Ionica va a quota 18 punti in classifica, sale invece a 38 il Palazzolo. Un cordiale saluto amici della Wii Sport, Antonio Caro che vi rimanda come sempre alla prossima.